credo non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di nessun club, però non nego che con Kalidou, che va in scadenza, che per noi è tanto, per il presidente, per il mister, per me, per i collaboratori, per tutti, per i tifosi, per i giornalisti, perché ha rappresentato negli ultimi 9 anni il Napoli in maniera straordinaria. Però non è arrivato niente, ma stiamo parlando tutti i giorni con lui. Il presidente gli ha fatto un'offerta quasi irrinunciabile, gli ha offerto veramente tanto, si può anche dire che non c'è niente di male, gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, netti, senza bonus, senza niente, che sono parenti di 60 milioni lordi, e quindi offrendogli anche un futuro da dirigente nel club, perché è un ragazzo che veramente si è distinto in campo e fuori dal campo, e quindi se l'è meritato questa proposta incredibile da parte del presidente, che come tutti sappiamo è molto generoso ma molto anche attento ai conti, e siamo passati da stipendi un po' più alti, quest'anno siamo tornati in una sostenibilità che è una garanzia anche da parte dei tifosi per un progetto a lunga scadenza. Nonostante questo gli ha fatto un'offerta del genere, quindi è come se valesse doppio rispetto a quello che prendeva prima. Koulibaly ci ha risposto che ci deve pensare, che si vuole guardare intorno, e ci ha preso un po' di tempo. Tutto qua.